Allora, Enrico Maria Artale per Il Profeta, innanzitutto complimenti. Volevo partire un po' da quelle che sono state anche le tue stesse note di regia, perché hai adottato pratiche proprie del cinema d'autore, no? Quindi girare in ordine cronologico, riscrivere durante la produzione e stare soprattutto in macchina da presa. Ecco, per te, perché era importante, così tanto importante questo metodo nel linguaggio seriale? Perché volevo scardinare, diciamo, una serie di pratiche che secondo me, come dire, congelano l'immaginario di un regista e di un attore su ciò che è stato previsto. Questo secondo me rischia tante volte di essere la morte della creatività, no? Io stesso prevedo, ma nell'istante successivo, nel mese successivo, nella fase successiva devo liberarmi da quella previsione. E questo è più difficile farlo nelle serie, per delle ragioni anche legittime, che c'è una pianificazione molto più complessa, che c'è un controllo maggiore. No? Quindi tutti questi sono sistemi per farlo rispettando quella che è l'identità originaria, quindi anche senza spaventare enormemente i produttori, ma mettendosi in delle condizioni in cui il cambiamento, anche sottile, anche minimo, è sempre possibile. È sempre possibile perché appunto stai riscrivendo il Fieri e quindi girare in un ordine cronologico ti permette di farlo e perché stando assieme agli attori con la macchina a spalla o anche insomma con la macchina fissa sul set, come dire, c'è un istinto dell'ultimo momento che per me è più rapido, è più funzionale, è più stimolante. Chiaramente nella serie noi vediamo tanti temi, ovviamente attuali purtroppo, discriminazioni anche per razza, religione, sessualità. Ecco, quale di queste tensioni in un certo senso tu sentivi più urgente da raccontare attraverso la storia di Mari? Ma in un certo senso tutte, chiaramente, perché poi non è che c'è discriminazione più o meno drammatica di un'altra. È chiaro che mi sembra molto bello che la serie rimetta in un certo senso anche al centro, a fianco di tutte queste discriminazioni di genere, di origine, quindi di etnia, di orientamento sessuale, rimetta però al centro la discriminazione drammatica tra ricchi e poveri, tra chi ha privilegi e chi non ne ha. Che è una discriminazione trasversale, no? Che va oltre tutte le identità e che alle volte finiamo un po' per mettere da parte. In chiusura ti volevo chiedere, chi guarderà la serie forse avrà già visto il film o forse no, però in generale ti chiedo quale speri che sia l'effetto su entrambi questi tipi di potenziali spettatori, cioè quelli che amano il film d'Odiard oppure quelli che incontrano il profeta per la prima volta con te. Io spero che per chi ha amato il cinema di Odiar, me compreso, quindi, la serie possa essere una sorpresa, perché lo so che verranno a vederla con una certa reticenza che sarebbe stata la mia da spettatore, e quindi spero che rimarranno sorpresi dalla diversità della serie, ma al tempo stesso dal fatto che lo spirito e l'originalità del film risuona in questa serie, pur andando appunto ad esplorare direzioni diverse e anche più contemporanee. E spero che chi non conosceva il film e che magari guarda la serie più da spettatore seriale sia provocato dalla complessità che abbiamo cercato di mettere in campo, no? Dal fatto che questa è una serie, un racconto molto emotivo e coinvolgente, ma anche sofisticato in un certo senso, che non parla unicamente alla pancia dello spettatore, ma alla sua intelligenza. E cerca di provocarlo, di provocarne una reazione e una curiosità verso un cinema, direi, più che verso la serialità, che è capace di tenere insieme queste due dimensioni. Grazie Enrico, grazie mille. Grazie a te.